Buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, chiaramente a seconda dell'ora in cui state guardando questo video. La partita che vi mostro adesso è una partita molto complessa giocata dal maestro internazionale Suarez Uriel contro il grande maestro ucraino Vitali Bernadischi. Ok, o qualcosa del genere, poi vedrete meglio il nome scritto nella descrizione. Hanno giocato una siciliana e qui il bianco gioca a cavallo 2. Cavallo 2 è una mossa poco comune, però chiaramente ha le sue idee. L'ordine di mosse giocato in apertura è molto importante perché a volte un giocatore vuole raggiungere una posizione, quindi portare l'avversario nella posizione preparata a casa, ad esempio. Contro cavallo 2, perché qui l'idea del bianco potrebbe essere di 4 per poi rientrare nella variante principale, ma in realtà il cavallo 2 non vuole fare questo. Il bianco potrebbe proseguire con F4, quindi fare G3, alfiere G2 e allora giustificare il cavallo in E2 in quest'altro modo. Diciamo che il cavallo in E2 è una mossa elastica che potrebbe sorprendere. Ok, non mi dilungo troppo, vediamo un po' come è andata la partita. Cavallo F6 attaccando il pedone, quindi cavallo C3 e a questo punto su D6 D4. Direi con certezza che poi alla fine il bianco è entrato in una delle linee principali, perché se qui il nero giocasse 6 a 6 saremmo nella variante Najdorf, se qui il nero giocasse 5 saremmo in un'altra variante che poi prende il nome a seconda dello sviluppo di Pelikan, Svesnikov, Kalashnikov, dipenderà un po' dalla posizione che poi raggiungeremo. A questo punto il bianco ha deciso di giocare a 6 e il nero ha fatto una mossa. Scusate, il nero ha giocato a 6 e il bianco ha fatto una mossa molto particolare, H4. Qual è l'idea? L'idea è cercare di essere pronti a fare H5 in caso di fianchetto, perché no, se il mio avversario non gioca il fianchetto io gioco rapidamente alfiere 2, H5 e cerco di attaccarlo. H4 è anche, la potremmo interpretare anche come una provocazione, perché qui l'idea è che se il mio avversario giocasse 6 io magari porto questo pedone in H5 con l'idea di fare H6, perché dopo alfiere 7 gioca H6 e quel pedone H che ha iniziato la sua partita chiaramente in H2 raggiunge H6 conquistando spazio e chiaramente creando un piccolo disagio, un piccolo problema sul lato di Re. Dopo una mossa come G6 chiaramente questo pedone è evidente che potrebbe essere un problema. Il nero avrà un po' di difficoltà, comunque dovrà fare attenzione nell'arroccare corto perché poi le sue case nere saranno deboli. Quindi l'idea di spingere questo pedone H è chiaramente quella di continuare a prendere spazio. La partita continua in questo modo, quindi cavallo C6 da parte di Vitali Bernadischi, quindi da parte del grande maestro ucraino, H5, quindi H6. E l'intenzione di H5 era quella che avevo annunciato qualche istante fa, quindi cercare di prendere spazio. E allora qui il bianco, dato che non può più prendere spazio, cerca di completare lo sviluppo. Quindi E5, cavallo B3, alfiere 6. E per i più attenti sappiamo che nella siciliana, quindi quando il bianco gioca 4, C5, proprio la prima mossa, l'obiettivo del nero alla lunga è quello di spingere in D5. E spingere in D5 quando sarà in condizione di catturare di pezzo, per quale motivo? Perché poi avrà un gioco molto più dinamico e soprattutto riuscirà ad aprire questo alfiere di case nere. Quindi questa manovra del bianco, seppur strana, quindi alfiere 2 in direzione F3, serve per rendere D5 sempre più difficile. Quindi alfiere 7, alfiere 3, arrocco corto e a questo punto cavallo D5 sulla scacchiera. Cavallo D5 e ovviamente dopo la cattura non permetterà più al nero di raggiungere la spinta D5, che è la spinta ideale dell'apertura siciliana, ma permetterà al nero di cercare di fare F5 per prendere spazio, oppure qualora il bianco arroccherà lungo, che è poi la mossa della partita, cercherà di avere controgioco sulla colonna C. Quindi al centro chiuso, perché in questo momento il centro della scacchiera lo potremmo anche considerare chiuso perché tutte le colonne, o meglio la colonna E e la colonna D sono chiuse da pedoni, e allora il nero deve cercare un'iniziativa sulla colonna C, che è l'unica colonna semiaperta che in questo momento abbiamo. Quindi donna D3 la mossa della partita, preparando l'arrocco lungo, cavallo D7, anche qui è stata fatta una mossa intermedia, l'idea del bianco è senz'altro quella di arroccare lungo, però prima di fare quella mossa è stata giocata donna F5. Per quale motivo non si vuol far capire se si voglia proseguire in questo modo oppure no. Perché dopo torre C8 la mossa della partita, G4 è senz'altro una mossa molto interessante. Qual è l'idea? Fare G5. E come potrebbe reagire il nero in questo modo se l'attacco laterale
del bianco è contro il mio re, a me non resta altro che cercare di reagire al centro, quindi magari fare E4. Io gioco E4 e a questo punto se lui mi cattura io potrei anche semplificare, dopodiché devo portare rapidamente i pezzi in gioco. Torre 8 già ha la chiara intenzione di spostare l'alfiere, quindi attaccare la regina del bianco lì al centro della scacchiera. Altra idea potrebbe essere cavallo F6. Cavallo F6 crea quella situazione un po' di sovraccarico, perché poi la donna deve difendere C2 e deve difendere D5, quindi in questo caso deve tornare indietro. E cavallo per G4, seppur rischiosa, potrebbe avere l'idea che dopo la cattura, quindi torre G1, il cavallo ritorna al centro guadagnando una mossa contro la donna. Però chiaramente l'apertura della colonna G dà al bianco diciamo, ha creato al bianco delle debolezze importanti, anche perché, occhio, vogliamo anche entrare in F3. Tornando alla partita, quindi in questa posizione, piuttosto che G4 da parte del bianco, il giocatore spagnolo ha deciso di arroccare lungo, donna C7 creando le prime difficoltà contro C2 e dopo re B1 torre 8. Torre 8 serve per dare spazio ai propri pezzi, perché come vedete ci sono 3 pezzi leggeri più in realtà le torri sull'ottava traversa che non hanno molto spazio, non sono molto in armonia e coordinati tra loro, quindi torre 8 serve per dare una casa libera, una casa di manovra, di appoggio, ad esempio all'alfiere o al cavallo. E l'altra idea di torre 8 è senz'altro quella di sostenere la spinta futura del pedone in E4, perché così come nella variante che abbiamo visto prima, e dopo una mossa qualsiasi che potrebbe essere, non so, forse G4, anche qui tornerà a essere interessante sempre la spinta in E4. Qual è l'idea? Che dopo tutte le semplificazioni io avrò un torre 8 che darà fastidio alla donna avversaria, quindi già questa potrebbe essere un nuovo motivo per il nero per cercare anche lui di prendere un po' di iniziativa. Cavallo di 2 da parte del bianco, alfiere di 8, alfiere di 8 in realtà non mi convince molto come mossa, è la mossa che è stata giocata in partita, però come vedete probabilmente si limita soltanto all'idea della spinta del pedone. Spingere il pedone con l'idea magari di lasciare libera questa casa per poi saltare con un cavallo. Comunque alfiere di 8 non mi convince molto, alfiere F8 mi sembrava senz'altro un po' più sicura. C4 è la mossa della partita, a questo punto il nero ha bisogno di una reazione, la reazione arriva con E4, sacrificando un pedone per attivare i suoi pezzi. Quindi questa è la posizione che abbiamo poi all'interno della scacchiera. In realtà questo sacrificio di pedone non è un sacrificio reale, perché poi permette al nero di rifarsi su C4, ma qualcuno avrà già notato che c'è una debolezza in D6, quindi cavallo per D6 è la mossa che c'è nell'aria. La partita prosegue, donna C2 scacco, il re si nasconde in A1, a questo punto l'alfiere in F6 creando ovvie minacce. Qual è la minaccia? La minaccia è coordinare quest'alfiere insieme alla donna su B2, quindi in caso di cattura di torre con il cavallo non dobbiamo fare altro che trovare un modo per aprire la diagonale al mio alfiere, quindi torre per E3 riesce in questo obiettivo. Tra l'altro, oltre alla minaccia di matto, a questo punto sto anche minacciando la regina del bianco. E allora il bianco deve fare qualcosa. Vi dico che analizzando nel dettaglio e bene questa partita, questa posizione, la mossa fatta in partita sembra vincente, però la mossa corretta è senz'altro questa, che sembra una mossa un po' timida, perché effettivamente stavamo attaccando, ma adesso sono costretto a togliere un pezzo che sembrava molto forte, la torre che sostiene il pedone, in difesa. Però sì, andava fatta, perché dopo torre qui chiaramente si guadagna un tempo importante contro la torre C8, e questo probabilmente permette poi al bianco, ad esempio questa torre, magari la posizione in F8 permetterà al bianco di riorganizzare i suoi pezzi, il suo sviluppo. Magari torre C1 allontanando la donna potrebbe già essere una possibilità. Dopodiché questo cavallo è vero che potrebbe prendere B7, ma sappiamo che aprire troppe colonne contro il mio re, soprattutto quando già sono un po' sotto attacco, non è una buona scelta. E allora questo cavallo potrebbe anche ripiegare in C4, potrei cercare delle semplificazioni con alfiere D4, però cavallo C4 senz'altro è la mossa migliore, do uno sguardo alla difesa, do uno sguardo all'attacco, quindi qui prendo l'iniziativa. In partita dopo alfiere F6 è stata giocata torre C1, che sembra vincente, quindi in questo momento sembra effettivamente che la torre
dopo che la donna si sposta catturerà C8 e allora a questo punto il bianco sono certo che fosse sicuro di aver vinto. Ma il nero in realtà aveva preparato una controtattica e vi direi magari di fermare il video e provare a cercare in che modo il nero riesce a vincere in questo istante. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Perché qui il nero ha giocato, non so se avete fermato il video oppure no, però adesso annuncio la mossa vincente, che è poi la mossa della partita. Ha giocato la spettacolare torre per H5. L'idea, avevamo detto che dovevamo da nero togliere questa torre per attivare l'alfiere, quindi l'intenzione è chiara ed effettivamente è andata così. Questa torre sembrerebbe in presa 2 volte, però il problema è che quando io la catturo seguirà il matto in B2 e allora potrei catturare la donna, però il problema è che ci sarà il matto del corridoio sulla prima traversa, perché in caso di difesa e magari con alfiere C1 seguirebbe comunque torre per C1, dopo la cattura il matto è inevitabile. Però qualcuno potrebbe dire, beh, gioco torre B1 adesso per cato, magari giocando la prima sarebbe stato meglio, però a questo punto rimedio con torre B1. Ma anche qui c'è matto, e il matto sarà così, donna per B2 scacco, obbligata alla cattura del bianco, ma dopo torre per H1 c'è il solito matto del corridoio. Ok, una partita molto, molto strana sin dall'inizio, il giocatore spagnolo si è dimostrato essere molto creativo, però alla fine si è perso proprio nelle mosse finali, nella tattica. E quindi rivediamo un po' la partita, quindi è stata una siciliana dove il bianco ha deciso di giocare immediatamente questo piano che è molto fantasioso, creativo, con la chiara intenzione di prendere spazio immediatamente. Quindi la partita prosegue in questo modo, e alfiere F3 con l'intenzione di evitare che il nero stesso spinga in D5, quindi alfiere 3 a questo punto, dopo che il bianco piazza, colloca un cavallo in D5, non resta altro che cercare di arroccare. Arrocco lungo probabilmente andava fatta in questo istante, però il bianco ha deciso di giocare Don F5, magari bluffando, e utilizzo questa parola perché Don F5 sembra giustificare la spinta del pedone G, quindi G4, G5. Quindi torre C8, arrocco lungo, dopo donna C7 c'è la prima coordinazione del bianco, del nero contro C2, e a questo punto la partita prosegue in questo modo. E alfiere D8 non mi convince, però poi chiaramente col senno di poi questa alfiere aveva intenzione di spostarsi in F6. Però in F8 sono sempre più convinto che fosse il piano corretto. C4 da parte del bianco, E4 mossa dovuta, bisogna aprire degli spazi, cercare di avere controgioco, quindi dopo E4 arrivano delle semplificazioni, dopo donna per C4 sembrerebbe che qui il nero abbia risolto i suoi problemi perché comunque ha ottenuto il controllo della colonna C. Non è così, perché dopo cavallo per D6 donna C2 e a questo punto sesso alfiere per F6, minacciando scoperte e minacciando il matto su B2, il bianco avesse proseguito con torre B1, probabilmente l'attacco non sarebbe stato così efficace. Però in partita dopo torre C1 che sembra vincere all'istante, la conclusione con torre per H5. Torre per H5 è chiaramente una tattica molto difficile da vedere ed è probabilmente il modo più bello per concludere una partita creativa. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!